poco meno di un anno a questa parte la Federazione Italiana Pallavolo assegna alle società che ne hanno i requisiti la qualifica di scuola di pallavolo. In Veneto, a livello maschile, una di queste è il Silvolley di Trebaseleghe, che schiera tutte le categorie giovanili e dà la prima squadra, denominata Professional Show, in B1. È un grandissimo risultato, veramente di orgoglio per la nostra società. Diciamo che, come dice il nostro presidente Gianni Botacin, è stato veramente un risultato fantastico. Diciamo che è il coronamento di un'attività di quei tanti anni nel quale il Silvolley ha sempre lavorato col settore giovanile. Il fatto di renderlo concreto, materiale, pubblico e diciamo, perché dopo questo è il fine della scuola, quello di renderlo organizzato pareva il passo naturale. Direttore della scuola di pallavolo Silvolley è il professore Luciano Sturam, già allenatore della B1. Il ruolo di questa scuola è cercare soprattutto di reclutare il maggior numero possibile di ragazzini, di invogliarli a venire a giocare a pallavolo e poi di migliorare anche la qualità nei campionati giovanili a partire dall'Under 13, l'Under 14 per poi finire nell'Under 16 e nell'Under 18. Quindi quello di creare un serbatoio e per la società e per la prima squadra e anche per la federazione. Luciano Sturam è da 4 stagioni che è qui al Silvolley. Il matrimonio c'è, lui stesso dice che dopo un po' il pesce puzza. Basta solo, dal mio punto di vista di dirigente e direttore sportivo, dargli nuova linfa, nuovi profumi. E la scuola di pallavolo è un grosso profumo, per cui il fatto di averlo con noi come nel ruolo anche di direttore della scuola significa anche creargli i presupposti per la prossima stagione o per quelle che saranno. Ed il legame fra prima squadra e giovani si materializza anche attraverso la scelta degli allenatori. Al Silvolley Ermanno Bedin, schiacciatore in B1, si occupa dei più piccoli. Partendo dal mini volley parliamo di bambini, ragazzini proprio piccolissimi delle elementari e quindi si tratta di incentivarli attraverso il gioco, attraverso i primi passi con la palla, la presa, tutte quante, e pian pianino insegnandogli i fondamentali della pallavolo, ma sempre sotto forma giocosa, in modo da anche da invogliarli a giocare. Quindi non si tratta solo di pallavolo tecnica, ma proprio a livello di gioco per divertimento. Trebaseleghe ed il territorio limitrofo costituiscono un microcosmo particolare per la pallavolo. Alcuni atleti al Silvolley sono già alla seconda generazione. Si nota comunque nell'ambiente anche dei genitori quando portano quei bambini, sanno comunque che li portano su una società seria e quindi anche con possibilità di comunque svilupparli al di là che possano diventare dei piccoli campioncini o meno, comunque sanno che qui c'è una gran professionalità a livello di tecnici, di dirigenza e quindi sono sicuramente i bambini in mani sicure. Ed il Silvolley, a differenza di molte altre società che pur vantano categorie nazionali, presta grande attenzione alla formazione dei propri dirigenti ed alla comunicazione esterna. Sostanzialmente la società rimane al passo con i tempi. Quello che più interessa a noi dimostrare e fare in questo periodo qua è appunto migliorare l'aspetto qualitativo della nostra società. Titolo di scuola avvenuto, all'interno noi stiamo facendo dei grossi investimenti a livello personale, umano e qualitativo. Non conta più adesso la quantità delle persone che ci lavorano all'interno di una struttura, di una società, ma interessa molto di più la qualità delle persone che ci lavorano. Per cui una formazione proprio al nostro interno. Anche questa è scuola.